offerto da Uno Magazine e Vibrosonica. Ben ritrovati a Un Caffè con l'Esperto, qui nella prestigiosa sede storica del Caffè Pedrocchi, per la precisione in Sala Bianca. Di fronte a me il professor Pierfrancesco Bassi, direttore della Clinica Urologica del Policlinico Gemelli di Roma. Benvenuto professore. Grazie, buongiorno a tutti. 62 anni, nato a Feltre, in provincia di Belluno, il 27 agosto del 1954, quindi sotto il segno della Vergine, e questo è un'ottima credenziale per chi si occupa di chirurgia. Una laurea in medicina, appunto, e chirurgia con il massimo dei voti, la lode, qui a Padova, una specializzazione in urologia con il medesimo lusinghiero risultato, varie esperienze internazionali, docente presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, innumerevoli premi, insomma un'eccellenza veneta che opera, è proprio il caso di dire letteralmente opera, nella capitale d'Italia. Professore, ma non ti manca un po' la quiete della provincia, questo ritorno a Padova in particolare? Direi che non mi manca, perché tutti i venerdì sono a casa qui a Padova e quindi non ho abbandonato e non abbandonerò mai la città in cui sono cresciuto. Apprezzo questa possibilità che ritengo abbastanza singolare, che è quella di vivere in due città, quindi Roma con tutti gli stimoli della capitale, della metropoli, e dall'altra parte Padova con tutti gli affetti, con tutte le abitudini, con questo splendido salotto che non è solo il Pedrocchi ma il centro di Padova, gli amici, gli affetti, la famiglia. Quindi c'è un giusto equilibrio fra vita personale e vita professionale. Ti rifaccio una domanda di qualche anno fa. Il famoso dramma delle liste d'attesa, no? Per quanto riguarda esami clinici specialistici, è destinato ad aumentare questo senso così di inadeguatezza che spesso il paziente prova, o puoi dirsi una parola di conforto in questo senso? Ma una parola di conforto non riesco a trovarla. Io vedo solo cosa sta succedendo. Quando si va a vedere quant'è il tempo medio per una visita, fondamentalmente è 20-25 minuti. E adesso cosa si scopre? Che di questi 20-25 minuti noi ne occupiamo 10 davanti al computer. Quando io ho cominciato a fare il medico andavo in ambulatorio con lo stetoscopio, adesso vado in ambulatorio con il mouse. Perché? Perché la burocrazia ci sta rovinando soprattutto disperdendo quella che è la cosa più bella della professione del medico, che è il rapporto con il paziente. Quindi il rapporto con il paziente e anche non è solo un rapporto ho dei problemi e tu me li devi risolvere, ma è quello di creare quell'empatia che poi aiuta, va dispersa. Perché? Perché siamo di fronte al tempo, sembra di avere un cronometro, abbiamo X minuti per ogni visita, poi alla fine di una visita dobbiamo passare 10 minuti a compilare moduli, ed è quello che i poveri medici di famiglia sperimentano ancora di più ogni giorno, ed è qua che secondo me si perde la possibilità di offrire ai pazienti più possibilità di essere curati, quindi di ridurre in effetti le liste di attesa. Musical instruments to sound the air were made during the past. Now we have created a new instrument to sound the body with similar criterions, the Tibetan bed. Vibro, a polysensorial company. E ci spieghi esattamente cos'è la prostata, qual è la sua funzione e cos'è l'ipertrofia prostatica? Allora, la prostata innanzitutto è un tormentone più che un organo, perché inevitabilmente dai 50 anni quasi tutti i maschi ne hanno a che fare. Ne hanno a che fare innanzitutto perché, parlando seriamente, il tumore alla prostata è il primo tumore nel maschio, quindi questo deve chiaramente essere in testa a tutti quanti. A cosa serve la prostata? La prostata produce quel liquido che insieme agli spermatozoi fa lo sperma. Quindi questo è il significato, un significato
fondamentalmente riproduttivo. Poi qual è il problema della prostata? Che si trova un po' al crocevia, un po' come fosse piazzata alla stanga. Nel momento in cui tu hai una prostata che ingrandisce, tu fondamentalmente ti ritrovi con dei problemi di svuotamento della vescica che innescano tutti i disturbi che sono collegati alla prostata. Alla stanga adesso hanno messo il fagiolo, quindi può essere un fagiolo per la prostata o no? La prostata è più grande di un fagiolo, però voglio dire non abbiamo ancora trovato il fagiolo per risolvere il problema della prostata in maniera così efficace come quella che è stato. E questa ipertrofia della prostata crea problemi alla vescica. Certo, la vescica che deve svuotarsi contro un ostacolo si infastidisce. Nel momento in cui deve svuotarsi trova un tappo, deve ovviamente lavorare di più, e questo lavorare di più è un po' come il salire per un sentiero in montagna, il giorno dopo hai i crampi. I crampi della vescica si manifestano con disturbi tipo il dover correre a urinare spesso, l'aumentata frequenza, la riduzione dell'intervallo tra una minzione e l'altra, tutti quei disturbi che sono tipici dell'ipertrofia prostatica. Che esami clinici sono necessari per avere una diagnosi corretta? Ma innanzitutto bisogna sfatare questo concetto della visita urologica che tiene lontani molti maschi. In questo momento la visita urologica intesa con l'esplorazione rettale non è strettamente necessaria nel momento in cui non ci siano dei sospetti. I sospetti da cosa possono nascere? Dai disturbi che riferisce il paziente e poi da quel famoso esame del sangue che si chiama PSA, che quasi tutti i pazienti ormai portano quando vengono per una visita. Chiaramente il PSA, tengo a sottolinearlo, che è un esame molto chiacchierato perché spesso si legge il PSA non è in grado di dare certezze. Il PSA dà delle certezze, è un esame che si altera quando c'è qualcosa nella prostata e quindi non è strettamente collegato alla presenza di un tumore, ma sarà l'urologo a capire se quel PSA nasconde o non nasconde un tumore. Quindi non abbiate paura di fare quell'esame, non demonizzatelo come qualche volta si sente negli organi di stampa, si legge nei giornali anche recentemente. È un esame che ha salvato parecchie vite. Now we have created a new instrument to sound the body with similar criterions, the Tibetan bed. You use it by lying down, just like on a bed, but its function consists in transmitting to the body sound and mechanical waves disguised as vibrations. Vibro, a polysensorial company. Salve, sono Claudio Campagnolo, vi aspetto tutti i giorni con il mio nuovo programma, Un caffè con l'esperto. Lo realizziamo qui, alle mie spalle, nello studio televisivo più bello di Padova, la Sala Bianca del Caffè Pedrocchi. Ogni giorno un esperto ci parlerà della sua professione, della sua vita, delle sue esperienze. Vi aspetto tutti i giorni sul canale 15 di Serenissima Televisione, grosso modo verso l'ora del TG. Torniamo all'ipertrofia prostatica benigna, così mi piace questo termine, insomma, così che alleggerisce un po' il clima. È l'ingrossamento certo. Non collegato a un tumore, la malattia anche molto Professore, frequente. bastano i farmaci o è necessario intervenire? Allora, al giorno d'oggi abbiamo farmaci che risolvono il problema nel 60-70% dei casi, quindi quelli che vanno a finire in ospedale per l'intervento sono quelli che non rispondono ai farmaci. Quindi nessuno si faccia operare se prima non ha sperimentato una buona cura farmacologica. Ci sono controindicazioni per questi farmaci? Alcuni di questi possono abbassare la pressione, quelli di ultima generazione hanno un importante controllo anche di questo effetto collaterale, per cui li possiamo dare proprio in quella popolazione che è quella dell'anziano che già assume altri farmaci con grande serenità. E poi a una certa età forse un farmaco che abbassa la pressione. Meglio, molte volte con i farmaci per l'ipertrofia prostatica
togliamo quelli per la pressione, perché riusciamo ad equilibrare. Quindi tutto due quanto. piccioni con una fava. Esatto. Sotto il profilo urologico, le donne hanno meno probabilità di ammalarsi rispetto agli uomini o si equivalgono? No, ogni volta che viene in ambulatorio una donna che accompagna il marito, dice chi è il malato, ovviamente dicono ovviamente lui, perché per la donna l'urologo è qualcosa di misterioso. In realtà patologie come i calcoli, come tanti tumori ahimè delle vie urinarie colpiscono anche le donne. Pensate alle infezioni delle vie urinarie, pensate alle cistiti, pensate all'incontinenza urinaria, sono tutte cose che devono essere curate dall'urologo. Allora, due parole magiche per quanto riguarda la medicina sono laser e robot. Le parole magiche appunto molte volte nascondono magie che non sono proprie della realtà. Cosa voglio dire con questo? Indubbiamente la chirurgia robotica è una chirurgia con minore invasività, una chirurgia che piace più al paziente perché se deve avere dei dolori post-operatori questi sono più limitati, piace al paziente perché sta ricoverato di meno. Però se andiamo a vedere poi nel dettaglio qual è il reale vantaggio in termini di capacità di cura, non vediamo questi benefici estremi, a fronte però per il sistema sanitario nazionale di costi di trattamento che sono chiaramente raddoppiati. E quindi è qualcosa che si deve fare nei centri di riferimento, è qualcosa che vedo all'inizio, è probabile che fra qualche anno opereremo almeno in urologia, perché noi urologi siamo quelli che utilizziamo maggiormente il robot. È probabile che se i costi di utilizzo si riducono si possa andare gradualmente ad operare molti ma molti più pazienti per via robotica, come stiamo facendo in un centro come il nostro, ma è un centro di riferimento per questo. Dall'altra parte il laser invece è qualcosa di più consistente, ma soprattutto di più democratico. Il robot costa molto, non lo possono avere tutti. Il laser è qualcosa che fondamentalmente può essere offerto in tutti i reparti di urologia. E qual è l'utilizzo in questo momento vincente del laser? Proprio la cura dell'ipertrofia prostatica benigna. Chi non risponde ai farmaci deve essere operato, questo tessuto che comprime il canale di uscita dell'urina dalla vescica deve essere rimosso. Con questo laser si ha una sorta, se posso usare questo termine, di fiamma ossidrica con cui questo tessuto viene proprio vaporizzato senza combustione, quindi con la capacità di fare l'intervento con il dettaglio dovuto e al tempo stesso riducendo il tempo di degenza e i disturbi post-operatori dei pazienti. Questo vale, io parlo del laser al Tullio ovviamente, che in questo momento è quello che è l'apparecchio di riferimento. Altri tipi di laser non offrono le stesse capacità di cura. Siamo giunti alla fine, professore. In una battuta, se non fossi diventato l'eccellenza sanitaria che sei, che cosa ti sarebbe piaciuto fare? Claudio, io sono diventato medico per due cose. Uno, perché in famiglia erano tutti medici e quindi capivo e sono cresciuto in mezzo ai medici e tuttora mi piace questo lavoro. Ma sono diventato medico perché dovevo partire pilota nel momento in cui il mio sogno di partire per l'accademia per fare il pilota militare si è infranto, perché ho cominciato a diventare miope, e allora ho deciso per l'opzione, per il piano B, e ho fatto con grande piacere il medico. Però una parte del mio cuore continua sempre a sognare di essere un pilota che sopra le nuvole si... Caro Pier Francesco Bassi, egoisticamente parlando abbiamo perso un pilota ma abbiamo guadagnato un eccellente chirurgo, e grazie al professor Pier Francesco Bassi, direttore della clinica urologica del Policlinico Gemelli di Roma, per essere stato ospite qui a Un Caffè con l'Esperto. Caffè con l'esperto è stato offerto da Uno Magazine e Vibrosonica.